Nella fotografia di Stefano Trevisan, l'intensità del gesto attoriale non ammette sconti all'espressività e va racchiuso in un unico racconto di luce e buio. L'espressione più artistica della fotografia di Stefano Trevisan è in mostra ad Este, in Pescheria Vecchia, con una raccolta di scatti rigorosamente in bianco e nero dedicati al mondo del teatro danza dal 1991. La mia passione per la fotografia è nata negli anni '80, quando facevo ancora le scuole superiori e il mio insegnante di chimica mi ha aperto alla fotografia in bianco e nero e all'utilizzo della camera oscura. E da lì è nata la passione che poi mi ha portato a fondare il primo fotoclub Este, scritto con la parola in inglese, negli anni '80 e è andato avanti fino al 94-95. La voglia di perfezionare la tecnica lo porta negli anni '90 ad iscriversi all'Istituto Superiore di Fotografia ed Arti Visive di Padova, diplomandosi fotografo. E le mie più grandi soddisfazioni sono state quando ho iniziato questa collaborazione con la Scuola Civica di F Danza, dove sono entrato più come amico che come fotografo e questo mi ha aperto molte porte e mi ha dato molte soddisfazioni a livello sia di composizione fotografica che altro. E questo ha portato alla mostra che stiamo attuando adesso, che si intitola F Danza Lavori Teatrali 91-2022 e che è la mia prima vera personale fotografica. Sono tutte foto rigorosamente in bianco e nero perché io amo moltissimo il bianco e nero, vedo tutti gli spettacoli dell'F Danza in bianco e nero, fatte in formato analogico, quindi in pellicola, che poi io ho scansionato e trasportato in digitale e ho stampato in questo formato medio-grande perché è quello che considero più giusto per questo allestimento e per far vedere nel migliore dei modi questi miei lavori e queste mie fotografie. Questa mostra, attraverso volti, spettacoli, è anche un'occasione per la città di Este di rincontrarsi e ricordare, raccontare e rivedere parte della vita di centinaia e centinaia di ragazze e ragazzi che fin dal 1983 hanno frequentato F Danza, diretta da Alessandra Pase. La mostra resterà aperta fino al 23 ottobre 2022.